Un monumentino lapideo con due leoncini accovacciati e una base in pietra per urna cineraria con iscrizione dedicatoria. Sono i due reperti funerari d'inizio I secolo d.C. consegnati dai Carabinieri di Venezia del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale al Museo Nazionale Area Archeologica di Altino. Dalle indagini è emerso che i due reperti erano stati trovati durante lavori agricoli ai primi del Novecento. Dopo diversi passaggi di proprietà, anche familiari, sono arrivati all'attuale detentore in provincia di Treviso, che ha allertato le autorità. Verificato che la persona che ha fatto la segnalazione non aveva un titolo legittimo a detenere il bene, il magistrato ha restituito allo Stato, come prevede la legge del 1909, il bene archeologico, poiché è stato scientificamente dimostrata l'appartenenza all'area archeologica di Altino e quindi di conseguenza allo Stato italiano. I reperti provengono probabilmente da una delle necropoli che si trovavano all'esterno di Altino, lungo la via Anni e Claudia Augusta. Sono state ritrovate circa 2000 sepolture. La sepoltura è stata dedicata da un liberto, quindi una persona che era di condizione schiava, che poi è stata liberata a un certo punto, di nome Sippio, a Clara Sippia, che era liberta a sua volta. Non conosciamo il grado di parentela tra questi due personaggi, però insomma il fatto che avessero lo stesso nome parla in favore di una parentela molto stretta. I due leoncini hanno un significato particolare. Sono apotropaici, come si dice tecnicamente, cioè servivano a tenere lontani, a scacciare gli spiriti cattivi e a proteggere la sepoltura. L'arrivo dei reperti al museo è stato salutato anche dai ragazzi delle scuole medie di Altino, che hanno avuto modo di informarsi e soddisfare le proprie curiosità sull'attività dei carabinieri tutela patrimonio culturale. Questo è stato il caso in cui qualcuno ha fatto, in maniera trasparente, ha detto che aveva un qualcosa da poter dare e donare agli altri. Ciò che è bene comune va messo a disposizione del bene comune di tutti ed è un bel messaggio positivo per le scuole e per gli alunni.